Le protagoniste delle ultime 4 finali scudetto arrivano al primo confronto stagionale in campionato in condizioni che non potrebbero essere più diverse. L'Olimpia Milano ha vinto 6 delle ultime 7 in Eurolega ed è nel momento migliore della stagione. La Virtus Bologna viene da una settimana da incubo con 3 sconfitte in 6 giorni e l'improvviso cambio di guida tecnica. Tripla di Nico Mannion. Si mette in partita anche Will Clyburn. Mannion ha un po' di spazio per attaccare, serve il taglio del lungo ex Stella Rossa che inchioda di mano sinistra. Zizic prende Shields, lo stoppa, la palla vagante la raccoglie Clyburn che fa partire la transizione della Segafredo, si arresta, non tira perché si è creato un vantaggio sotto. Polonara attacca dall'angolo contro Diop, Achille Polonara, il suo classico gancio mancino. Clyburn sulla sirena dei 24 secondi sbaglia, a rimbalzo vanno sia Polonara che Cordinier, creano un buon tiro per Daniel Hackett che brucia la sirena con la tripla. Che finale di quarto per la Virtus. 22, Olimpia Milano 24, Virtus. Mannion per l'idea, tripla frontale. Milano muove la palla splendidamente, dentro fuori un paio di volte. Isaia Cordinier con una grandissima penetrazione al ferro, buca letteralmente la difesa di Milano e poi con i razzi nelle scarpe va a schiacciare. Paiola per l'uscita di Bellinelli che prende la tripla e come al solito gli bastano pochi centimetri di spazio per sistemare i piedi ed essere letale con il suo tiro. Va nell'angolo da Clyburn che si mette spalla a canestro contro Mannion, tripla creata per Daniel Hackett, vola la Virtus Bologna sul più 12. Zizic prende posizione contro Nikola Mirotic che gli nega la possibilità di prenderla, ma la Virtus fa un grande lavoro di triangolazione con Polonara dalla punta che gioca all'alto basso splendidamente per mandare a schiacciare proprio ante Zizic. You know, we are aggressive, we're trying to get every single ball. Offensively, we share the ball, we find open players, and you know, like you see, 53 points. Good job, first half. Pick and roll con l'idea, penetrazione con crossover di Nico Mannion, fino in fondo, layup vincente, meno 5 Milano. Blocco di Hackett, Schengelia ha un po' di vantaggio contro l'idea, fa dentro il ferro, fa in modo che la palla s'arrampichi ed entri, la Virtus torna a più 9. Rimessa Clyburn, fa saltare con la finta l'idea, poi apre per la tripla di Morgan, sbagliata, rimbalzo in attacco di Daniel Hackett che serve ante Zizic e Zizic da centro area segna il layup. Taglio backdoor di Ricci, riapertura, l'idea extra pass, Shields va da Ricci nell'angolo, sistema i piedi, spara e segna. Questa è la Milano che vuole vedere Messina, la palla si muove tanto, cambia lato almeno 2 volte, Ricci fattura con la tripla. Mirotic fa ripartire l'Olimpia, Schengelia gli concede la tripla in transizione, Mirotic la prende, la segna, meno 9. Dimitrijevic può andare via in velocità, si spazia Shields, riceve, Bellinelli chiude, Shields la mette per terra, arma la mano di Mirotic per la tripla che Nikola Mirotic manda a bersaglio, il forum è tutto in piedi, meno 5 Milano. Schengelia con l'idea, lo attacca Giorgiano, spalle a canestro, semigancio di tocco Schengelia, grande 1 contro 1 magistrale. Paiola per Schengelia, di tocco Grasulis, liberato nell'angolo, Andrejs Grasulis. Ultimi 30 secondi, Schengelia prova a toccare la palla a Mirotic che segna da 3 punti.
Finisce così, la Virtus vince all'Unipol Forum contro Milano 82-73. Bologna interrompe una striscia di 5 sconfitte consecutive fra campionato ed Eurolega. Man, it's so difficult to play here against such a great team, and you know, our goal was to. We know that mistakes going to happen during the game, but even with this, we shouldn't never stop the fighting, believing. You know, and that's what we did. Coaches prepared the game amazingly. Players executed well. So, you know, I'm just happy for my team and my coaching staff and fans.